morte dei carabinieri uccisi nell'esplosione innescata con il gas dai 3 fratelli che a Casteld'Azzano si opponevano allo sgombero della loro casa. 25 i feriti, le voci dei testimoni, un boato. Franco Dino e Maria Luisa Ramponi arrestati per omicidio volontario premeditato. L'accusa potrebbe diventare strage. Un anno fa il precedente la donna raccontava: abbiamo riempito la casa di gas. Marco Pifari, Davide Bernardello, Valerio Dapra, comunità sconvolte per la morte dei 3 carabinieri. La procura di Verona indaga sui passaggi che hanno portato alla tragedia. A Verona il comandante generale dell'Arma incontra i feriti, tutti uomini esperti, dice: mai così tante perdite da Nassiri e dal Pilastro a Bologna con le vittime della Uno Bianca. Dal Veneto fino a Roma il cordoglio delle istituzioni della politica, il Consiglio dei Ministri deciso, il lutto nazionale e i funerali di Stato. Anche i sanitari a Verona commossi da quanto accaduto, la macchina dei soccorsi per i feriti sopravvissuti, non solo cure ma anche supporto psicologico. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornale dedicato a quanto successo nella notte, nella tragedia di Casteld'Azzano, con la morte dei 3 carabinieri finiti nella trappola letale di 3 fratelli che hanno fatto esplodere il loro casolare soggetto a sgombero. Sono ora accusati di omicidio premeditato, ma non si esclude la strage, shock e cordoglio in tutta Italia. Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas. La deflagrazione è stata causata dalla donna che con un accendino ha dato fuoco alla bombola di gas già accesa, provocando appunto l'esplosione che ha colpito appieno i nostri militari, causando poi un triste bollettino, che abbiamo 3 militari deceduti. È il comandante provinciale dell'Arma di Verona a ricostruire gli ultimi istanti di vita dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di via San Martino a Casteld'Azzano, zona sud di Verona, dove erano in corso, e non era la prima volta, una procedura di sgombero e una di perquisizione, un'irruzione programmata da giorni. In campo c'era una task force di uomini e mezzi specializzata in attività di questo tipo. Sono da poco passate le 3 di notte quando il casolare abitato dai fratelli Ramponi, Franco, Dino, Maria Luisa, tutti sessantenni, diventa una trappola mortale per il luogotenente carica speciale Marco Pifari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Dapra, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 56 anni i primi 2, 36 il terzo, tutti e 3 inghiottiti in pochi attimi nell'implosione della casa trasformata in una Santa Barbara. Anche dalla visione che avevamo fatto precedentemente con dei droni abbiamo visto che sul tetto c'erano una serie di bottiglie Molotov, quindi c'era il concreto pericolo che ci potessero essere armi esplosive all'interno. C'erano delle Molotov all'interno della stanza da cui è partito l'esplosione. Esplosione che ha squarciato il cuore della notte di Casteld'Azzano sotto shock i residenti e i vicini di casa. Mi sono svegliato di sobbalzo perché ho sentito questo boato, questa botta fortissima. Uno può aspettarsi una cosa del genere, vero? Cioè è sovrumano per una casa comunque di campagna diroccata che io posso capire l'attaccamento e tutto quanto alla proprietà, però organizzare un assalto vero e proprio, questo qui sembrava proprio che li aspettassero, cioè no, li aspettavano, a dire la verità. Quel voto lì credevo che fosse temporale, pensati, con cuore e gambe che trema. Mentre viene constatato il decesso dei 3 carabinieri, la macchina dei soccorsi si mette in moto per i feriti, mobilitata l'intera rete degli ospedali veronesi. Tra i codici rossi c'è la stessa Maria Luisa Ramponi, i 2 fratelli vengono invece catturati in successione, prima Dino, poi Franco. La donna era all'interno dell'abitazione, mentre i 2 fratelli erano in un cortile e alla nostra vista sono subito fuggiti, ma sono stati catturati, mentre poi la donna è quella che ha fatto appunto esplodere la bombola. Il terzo fratello, quello che è stato catturato per ultimo, dove l'avete trovato? Sì, lì nei dintorni della zona, sempre in aperta campagna. L'ipotesi iniziale per tutti e 3 è di omicidio volontario plurimo premeditato in concorso, ma il titolo di reato potrebbe tramutarsi in quello di strage. La dinamica potrebbe far ricondurre a questo tipo di delitto, assolutamente. In via San Martino in pochi trovano le parole, davanti le macerie c'è solo incredulità. Questa è una cosa tremenda, perché far morire 3 carabinieri così nel loro lavoro è disumano proprio. Per i carabinieri è terribile.
Un anno in cui continuavano le minacce, le tensioni. I fratelli Ramponi avevano già minacciato di farsi esplodere in un caso, erano saliti anche sul tetto. La vicenda è molto complessa, diciamo che c'è un'esecuzione immobiliare dietro a questa storia, un'esecuzione immobiliare molto sofferta e molto lunga, ci sono state minacce molto forti. Un'escalation, quella dei fratelli Ramponi, fatta di controversie e azioni eclatanti. Sul posto della tragedia è il procuratore di Verona Raffaele Tito a confermare come in via San Martino al momento della tragedia si stesse procedendo con un'azione mirata e pianificata. Noi avevamo, grazie ai carabinieri, delle fotografie di bottiglie Molotov sul tetto, e lui ha detto che si sarebbe fatto esplodere, e quindi noi ho delegato una perquisizione per cercare di capire se effettivamente queste bottiglie erano vere oppure no. Minacce di farsi esplodere erano state pronunciate nell'ottobre dell'anno scorso in occasione di un primo sgombero, poi a novembre i fratelli erano saliti sul tetto, come documenta questo video del Corriere.tv. A parlare in quell'occasione era stata la stessa Maria Luisa, la donna accusata di aver innescato l'esplosione letale costata la vita ai 3 carabinieri. Il suo era stato un vero e proprio j'accuse. 5 anni che lottiamo con avvocati che si sono venduti, ci hanno rovinato, c'è restato solo la casa, anche quella ci vogliono portare via. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate al Corriere, che ora hanno un peso specifico. La famiglia, che in passato avrebbe gestito anche un'attività nel Mantovano, stava attraversando anni di estrema difficoltà. Non solo, uno dei fratelli doveva anche far fronte a delle spese legali dopo aver causato con il suo trattore 13 anni fa un incidente mortale. Li vedevo quando passavo in bicicletta che accudivano lì il bestiame, ma si vedeva che era in un stato pietoso, insomma, tutti sporchi, tutti, non so come faceva a vivere, tra l'altro. Lavoravano spesso di notte i fratelli Dino e Franco Ramponi, mentre Maria Luisa stava prevalentemente in quel casolare che non abbandonava mai. Loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, diciamo, un rudere con la stalla per le mucche. Bestiame che nelle scorse ore è stato portato via mentre sono proseguite le operazioni di bonifica delle bombole e delle Molotov ritrovate, fatte brillare nel pomeriggio. Quella di Casteldazzano è una tragedia, ma non è un fatto imprevedibile. Ogni carabiniere ogni giorno sa che potrà accadere. La nota di Pianeta Sindacale Carabinieri. Intanto in paese qualcuno fa intendere che la tragedia era in qualche modo annunciata. Poteva anche succedere, perché sai, quando delle persone non hanno più niente da perdere. Era gente che non voleva affari con nessuno. Più che mi dispiace sono quelle 3 famiglie lì. Commozione che accomuna tutti, residenti e operatori. Lo stesso procuratore non riesce a nascondere la sua emozione. Sono abbastanza vecchietto, devo dire che una cosa che mi ha colpito moltissimo è stato vedere i carabinieri in divisa con il lenzuolo sopra, sulla faccia. Questa è stata la cosa che più mi ha colpito questa sera e devo dire che mi vengono quasi le lacrime agli occhi. Allora dunque il racconto di chi erano i 3 carabinieri. Partiamo con Valerio Dapra, brigadiere capo di Padova, lascia una compagna e un figlio. Una persona speciale, sempre pronto ad aiutare tutti, sempre presente, veramente una persona meravigliosa. Meritava certo una conclusione così. Non ci può credere Mirella Tacchetto, vicina di casa di Valerio Dapra, il brigadiere capo del nucleo operativo di Padova, che ha perso la vita assieme ai colleghi Davide Bernardello e Marco Piffari nell'esplosione del casolare a Casteldazzano, in provincia di Verona. Valerio, che proprio 5 giorni fa aveva festeggiato il suo 56esimo compleanno, era nato a Brescia, ma da più di 20 anni viveva a Padova con la compagna Sandra, dalla quale aveva avuto un figlio, ora 26enne. Un momento veramente tragico. L'ultima volta che l'ha visto? Ieri sera. Ieri sera nel pomeriggio, verso sera, sì, stava qua nel suo giardino. Che persona era, come lo ricorda? Radiosa, solare, sempre presente per tutti. Veramente anche qua nella nostra via era veramente
conosciuto e ammirato da tutti. Arruolato nel 1988, faceva parte del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Padova, reparto di primo intervento. Arrivano a fiumi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, che ora è costretta a piangere un compagno e un padre. E allora passiamo invece al dolore che si palpa a San Giorgio delle Pertiche, dove nella frazione di Arsego vive la famiglia del carabiniere scelto Davide Bernardello. Piange la comunità di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, svegliata all'alba dalla notizia della morte di uno dei suoi figli più cari, il carabiniere scelto Davide Bernardello, morto nel Veronese a Casteldazzano con i colleghi Valerio Dapra e Marco Piffari nell'esplosione del casolare che stavano sgomberando. Nella villetta dei genitori di Davide, 36 anni compiuti da poco, il pellegrinaggio è continuo. I colleghi dell'Arma vegliano la mamma Maria Rosa, il papà Freddy, il fratello Filippo, la compagna di Davide e la nonna. Tra i primi ad arrivare il sindaco Daniele Canella, che lo ricorda così. Abbiamo poco più di un anno di differenza, siamo cresciuti assieme a tanti altri ragazzi della nostra età, in paese, in parrocchia, a scuola, fin dai tempi elementari, delle medie, per cui ricordo non può che andare a questo ragazzo che rappresentava il meglio dell'Italia dei giorni nostri. Nella villetta di Arsego anche i vertici dei carabinieri con il comandante provinciale colonnello Simone Paccioni. Si affaccia al cancello il fratello di Davide Bernardello, chiede rispetto per un dolore infinito di cui non riesce neppure a parlare. Prima nelle file dell'esercito, poi Davide era entrato nell'Arma dei Carabinieri, militare specializzato, faceva parte con Valerio Dapra dell'aliquota API di pronto intervento del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Padova. Per Arsego sono i giorni della festa, di una sagra che coinvolge tutto il paese. Davide Bernardello sarà ricordato, promette il sindaco. Davide alla fiera c'era sempre, ogni anno. Stamattina la mamma mi raccontava che aveva già preso le ferie per venire, quindi sarà un grande vuoto quest'anno non poterlo rincontrare in questo momento di festa, di gioia del nostro paese, in questa manifestazione che ci racconta l'identità e l'attaccamento alle nostre radici, al nostro paese, al nostro paesello. Ma sicuramente ci sarà un momento ufficiale che dedicheremo alla sua memoria. Ogni cittadino di San Giorgio delle Pertiche in queste ore ha rivolto un pensiero e una preghiera per Davide Bernardello, per il suo coraggio, per il suo valore. Un ragazzo che potrebbe essere figlio mio, figlio di tutti, insomma, chi è mamma penso non c'è molto da dire. Terribile. Intanto nel comune sono stati proclamati 3 giorni di lutto cittadino. Poi ricordiamo Marco Piffari, avremo un'ampia pagina dedicata anche nel telegiornale di Treviso. Prima di diventare comandante della squadra operativa speciale di Mestre era stato per 4 anni in servizio alla caserma infatti dei carabinieri di Zero Branco, qui come a Trebaseleghe, dove c'è forte commozione anche in queste ore. Invece nel pomeriggio a Verona il comandante generale dei carabinieri ha parlato della tragedia di oggi come uno dei momenti più difficili della storia dell'Arma. Noi non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nasseria, quindi pensate che ci sono 3 morti, 3 deceduti e circa 13 feriti, per cui è veramente un qualcosa che pesa sull'organizzazione, ma noi siamo abituati a vedere sempre avanti e a svolgere il nostro servizio. Ho parlato con i feriti, ci siamo confrontati, personale molto esperto, specializzato, li ho trovati ovviamente provati dall'evento, ma reattivi e pronti, sono carabinieri. È un sacrificio che il personale ha fatto nell'adempimento del loro dovere a servizio delle comunità che gli sono state affidate. Per conto prima di tutto la vicinanza dei cittadini e del popolo. I carabinieri sono gente del popolo che vive per il popolo. Allora, ora sentiamo le reazioni politiche.
Funerali di Stato e lutto nazionale nel giorno delle esequie, quanto deciso dal Consiglio dei Ministri dopo la strage di Casteldazzano. Sarà l'ultimo omaggio ai 3 carabinieri che hanno perso la vita. Intorno a loro, alle loro famiglie e all'Arma si stanno stringendo in queste ore le più alte cariche istituzionali, ad iniziare dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, tra i primi a far arrivare il proprio messaggio. In questa drammatica circostanza esprimo la mia solidale vicinanza all'Arma e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all'augurio di pronta guarigione agli operatori feriti. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda che ci richiama ancora una volta al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve lo Stato e i suoi cittadini. Le parole della Premier Giorgia Meloni, che in una telefonata aveva espresso la vicinanza sua e del governo al comandante generale dei Carabinieri Luongo, che in mattinata aveva incontrato il ministro dell'Interno. È una grande tragedia, questo, aveva detto Piantedosi, è il momento del dolore. Si è trattata di un'operazione curata nel dettaglio. Ciò nonostante era inimmaginabile ci potesse essere un livello di aggressività di questo tipo. Vicinanza e cordoglio anche dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È profonda, dice, la gratitudine che dobbiamo a chi, affrontando enormi rischi, tutela i cittadini e la legalità. E del Senato, Ignazio La Russa, che si stringe alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti. Dalla politica nazionale a quella regionale il tenore dei messaggi non cambia. Queste 3 morti rappresentano una ferita profonda per il Veneto e per l'Italia, ha scritto in una nota il presidente Luca Zaia, che ha decretato 3 giorni di lutto regionale, oltre ad un'ulteriore giornata in occasione dei funerali. Quanto accaduto è inaccettabile, chi serve lo Stato non può morire così, serve un impegno delle istituzioni a tutti i livelli. Le parole del candidato presidente per il centrodestra Alberto Stefani. Una tragedia difficile da accettare, il commento di Giovanni Manildo, candidato del centrosinistra. Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia, gli abbraccio i loro cari. Sono vicino all'Arma dei Carabinieri che ogni giorno sfida i pericoli per garantire la nostra sicurezza. Ancora una volta dobbiamo esprimere la nostra profonda gratitudine agli uomini e alle donne in divisa che ogni giorno con coraggio e spirito di servizio garantiscono la nostra sicurezza anche a costo di grandi sacrifici personali. Le parole del senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Un dramma inaccettabile anche per come si è concretizzato e restiamo in attesa degli accertamenti su eventuali responsabilità. Questo però è il tempo del dolore, dice il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo. Verona, il Veneto e l'Italia sono in lutto, è una tragedia, un fatto che provoca enorme dolore. Tutelare questi uomini e donne straordinari è un dovere di tutti noi, rappresentanti delle istituzioni, quanto dichiarato dall'europarlamentare Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. E ora supporto psicologico, forze dell'ordine e soccorritori. Non sarà una tragedia facile da superare, quella che ha fatto tremare nella notte Casteldazzano, nel Veronese. L'operazione di sgombero del casolare dei fratelli Ramponi, pianificata dalla Questura di Verona insieme ai Carabinieri, aveva spinto le autorità sanitarie a predisporre fin dalle 2 del mattino un presidio preventivo sul posto. L'esplosione del tutto inaspettata ha poi fatto scattare immediatamente il piano di maxi emergenza. È stata una notte impegnativa, diciamo, è stata una notte impegnativa perché erano già sul posto i nostri del SUEM 118 per un'operazione che era in qualche modo programmata e che però non ci aspettavamo che accadesse poi quello che è accaduto. Verso le 3 di notte è partita la maxi emergenza, quindi siamo stati contattati tutti e ci siamo messi tutti secondo i nostri protocolli a lavorare per accogliere questi pazienti che arrivavano. In totale sono stati 19, 8 al Borgo Roma, 9 al Borgo Trento, gli altri distribuiti sul territorio. Il SUEM 118 dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona era già operativo con un'automedica, un'ambulanza e una base logistica, il che ha permesso il rapido trasferimento delle vittime in ospedale. Il trauma è stato avuto un'energia molto importante, molto devastante, per cui si sono associate le lesioni da fumo, da fiamme, a quelle poi all'esplosione, per cui molte persone sono state eiettate e a diversi metri di distanza dal luogo, per cui sono stati un'energia molto molto importante. Una notte difficile anche per i colleghi che hanno dovuto assistere inermi alla scena. Sono giovani e quindi coinvolti anche loro in relazioni di amicizia, di collaborazione, di lavoro insieme, per cui è stata una notte pesante anche per loro, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista emotivo. Ho parlato con i militari, con i medici dei carabinieri e quindi già mi dicevano che avrebbero già attivato a brevissimo un servizio di supporto psicologico.
Si chiude così il telegiornale regionale, grazie per averci seguito a tutti, una buona serata, arrivederci.